Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla quinta puntata in stagione di Calcio di Rigore. Puntata davvero ricca di servizi ma anche di numerosi ospiti, tra poco scoprirete chi sono, ma vado a presentare subito chi mi affiancherà nella conduzione, ovvero do la buona serata alla nostra Veronica Lissotti. Ciao Veri! Ciao Daniele, buonasera a tutti voi e anche questa sera davvero tantissima carne al fuoco a Calcio di Rigore. Partiremo infatti andando a vedere quello che è successo fra Ribelle e Alto Vicentino, poi avremo il contributo per quanto riguarda le immagini del Bellaria, scenderemo poi in eccellenza con la vittoria del Cervia sul Cattolica, parleremo anche di promozione, abbiamo le immagini del San Pietro in Vincoli FIA Riccione, poi ovviamente risultati e classifiche, parleremo anche della prima categoria sia romagnola che marchigiana, e dulcis in fundo il nostro speciale sul settore giovanile. Questa settimana siamo andati a scoprire quello che succede nella fiorente Green Line della Savignanese. Hai detto bene, poi domani sera sempre su VGA Telerimini ci sarà proprio lo speciale completo addirittura di 25 minuti a partire dalle ore 21. Vado a presentare subito gli ospiti di questa serata, iniziamo dalla mia sinistra dove ritroviamo con piacere l'opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Ci spostiamo poco più là dove salutiamo il debutto nei nostri studi di Francesco Visino, presidente Giovane Cattolica. Buonasera a tutti. Andiamo a salutare l'allenatore del Bellaria, Gabriele Morganti. Buonasera a tutti. E infine salutiamo e ritroviamo sempre con piacere il nostro opinionista Giacomo Alpini. Grazie Daniele, buonasera a tutti. Davvero tutto pronto Veronica? Allora, cosa partiamo stasera? Dai, partiamo subito allora andando a vedere quello che è successo in Serie D. Vediamo un po' se la grafica ci aiuta con i risultati. Allora, vediamo un po'. Quindi ci aiuta, prego, vai. Eccoci qua. Allora abbiamo Forlì, Clodiense 1-1, Imolese, Bellaria e Giamarina 2-3, qui prima vittoria del Bellaria, abbiamo anche il mister e chissà che non gli abbiamo anche portato fortuna noi, Legnano Salus, Arzignano Chiampo 1-1, Lentigione Fortis Juventus 2-1, Parma Correggese 5-1, Ravenna Delta Calcio Rovigo 4-3, Ribelle Alto Vicentino 1-6, Romagna Centro Mezzolara 0-0, San Malino San Maurese 0-1 e Virtus Castelfranco Villafranca 1-1. Questi erano dunque i risultati dell'ultimo turno di Serie D. Sempre al nostro Stefano Papini ci chiedo se ci accompagna con la classifica proprio, eccola qui puntualmente arriva, vediamo sempre il Parma al comando e via via tutte le altre. Allora iniziamo a parlare per l'appunto di Serie D. Giacomo, vittoria importantissima ieri del Bellaria contro l'Imolese in esterna, finalmente si è sbloccata la squadra del mister qui presente questa sera. Sì, finalmente una gran bella prestazione, una gran bella vittoria, ci voleva per il morale della squadra e di tutto l'ambiente che si era un po' demotivato per quello che riguarda la sconfitta di settimana scorsa. Io ero presente a Imola, veramente la squadra si è vista combattente e pronta a ripartire in qualsiasi occasione. Quindi una vittoria che ci sta e che riporta la classifica a un certo livello, nel senso che dall'ultimo posto che eravamo adesso abbiamo già 4 squadre dietro, quindi non male. Mister, quello è un campo sicuramente pesante dove il Bellaria anche dai trascorsi storici ha sempre sofferto. L'anno scorso l'Imolese in casa proprio ha fatto la sua fortuna grazie al mister anche Attilio Bardi. Che partita è stata quella di ieri? Ma una partita che con una squadra che, come la nostra, che è giovanissima e che quindi chi affronta noi, se le cose non gli vanno bene, pensano che con noi diventa tutta una cosa un po' più facile. Se le cose vanno bene, continuano ad andare bene. È una partita difficile perché loro hanno tanta qualità, tanta esperienza. Io sto notando ad esempio che noi giochiamo quasi tutte le domeniche con una differenza di 40-50 anni tra i nostri giocatori e loro. E chiaramente a volte si paga, come diceva prima anche esatto, che puoi giocare anche bene, stare bene in campo, però paghi poi le ingenuità o le leggerezze della gioventù. Però ieri la squadra ha meritato, abbiamo anche sofferto, ma
abbiamo creato anche tanto in fase offensiva e quindi bella vittoria con tanti giovani che devono crescere e maturare. Mister, qualcuno gliel'avrà chiesto, ma glielo chiedo io in diretta televisiva questa sera, ma chi gliel'ha fatto fare ad allenare tutti questi giovani però? Perché comunque la Serie D sì, deve essere una vetrina per tutti i giovani del calcio italiano, però Bellaria quest'anno, come ricordava lei, è una realtà difficile da affrontare, dove anche allenare, no? Guarda, ti ringrazio per la domanda perché io vengo da 3 anni che non ho fatto più l'allenatore perché mi ero demotivato. E ho fatto l'osservatore per la Sampdoria proprio per i giovani e ti devo dire che è stata un'esperienza anche questa molto importante perché mi ha fatto vedere il calcio anche attraverso altri occhi, però mi era tornata la voglia e ho avuto la fortuna, perché per me è stata una fortuna, che Mauro Traini, col quale avevo lavorato a Chieti, avevamo vinto un campionato di C, lanciando anche lì molti giovani, tra cui Grosso, che poi ha fatto la carriera che ha fatto. Esatto. Senza dire anche, per dire, non so, il capitano del Cesena degli ultimi anni, Lauro, ma tanta altra gente, e mi ha prospettato questa possibilità, con tutte le difficoltà come tu dici, perché in effetti è una squadra talmente giovane, e anche adesso per dire abbiamo 4 infortunati, però la squadra gli do il merito che con 4 assenze, che tutti erano titolari, ma anche giovani, tutti che vengono dal settore giovanile del Bellaria, quindi sono contento anche che una squadra di bellariesi e con altri giovani che vengono da fuori, ma comunque che si prospetta, come ieri ho fatto esordire un 99, che ha fatto tutta la partita, che ha tanta potenzialità. Mi auguro che penso anche prima della fine del campionato di lanciarne anche altri. Però avevo degli stimoli talmente alti che valuto più le cose positive che le cose negative. Quindi so benissimo, ad esempio, che potremo prendere a volte anche delle imbarcate tipo i 4 gol in casa, perché anche giocando bene, stando bene in campo tatticamente, però può succedere che il valore dei singoli superi le nostre deficienze. Però mi stimola, mi attira, perché fare una cosa del genere, creare i giovani che sono rimasti, quelli che vengono fuori, che verranno fuori da questa società, secondo me, io ero d'accordo col presidente e con Mauro che anche l'ultimo secondo dell'ultima gara, se riusciamo a salvarci, sarà una grande cosa. Ma io mi auguro che con la crescita di tutti questi ragazzi di poter fare bene anche prima. Giacomo, tu a telecamere spente spesso mi hai detto quest'anno il Bellaria ha fatto bingo, perché il Bellaria è una squadra che si basa su un progetto di giovani, vedendo anche la tradizione e la storia, no? Sì, sicuramente, quest'anno però ancora di più, infatti gli altri anni avevamo qualche senior, qualcuno di esperienza, quest'anno il più vecchio è un 90 e ieri, come ha detto il mister, con grande orgoglio dico che ha debuttato in Serie D da titolare facendo un'ottima partita, un 99, quindi veramente passi da gigante per questi ragazzi, perché effettivamente di fronte avevamo una squadra dove, a parte gli under che per regolamento dovevano giocare, il resto erano tutti senior, quindi gente che veramente aveva già fatto la categoria, e non solo questa categoria, anche categorie più alte. Infatti abbiamo sofferto solo sulla fisicità del loro attacco, però effettivamente ieri è stata una grande vittoria con una grande prestazione. Allora, ci fermiamo un attimo perché tra poco voglio sentire proprio Francesco e Renzo, perché andiamo a vedere il primo servizio della serata che riguarda, vediamo se sei preparata. Sì, andiamo a vedere Ribelle, Alto Vicentino. La Ribelle soccombe sotto i colpi dell'Alto Vicentino. Dopo i primi 20 minuti gli uomini di Antonioli lasciano campo ai vicentini, complice anche l'uomo in meno, e non riescono a rientrare in partita. Al 10° in avanti l'Alto Vicentino, Bonetto serve al centro Dovu che di prima intenzione prova il piatto che termina di un soffio alto. Al 12° risponde alla Ribelle con Capitan Diae per Liberti, sinistro potente che si spegne sopra il montante. Al 14° Liberti conquista palla a centrocampo, discesa sulla sinistra e cross delizioso per l'anticipo di testa di Rodriguez. Ribelle 1, Alto Vicentino 0. Al 16° si distendono gli ospiti. Peluso cerca il rasoterra che impatta sulla difesa, ancora Peluso questa volta con il destro cerca l'angolino basso e è reattivo Calderoni a mettere in angolo. Al 18° ci prova la Ribelle da rimessa laterale, Fabri per Ndiaye, nuovamente a Fabri, all'indietro per Liberti, sinistro debole, facile per Eube. Al 22° buona chance per l'Alto Vicentino con Favret, ma la sua conclusione viene fermata in 2 tempi da Calderoni. Al 24° Lombardi frena Odogu al limite dell'area.
Il direttore di gara estrae il rosso, Ribelle in 10. Punizione per gli ospiti, destro a giro di Peluso che riporta lo score in parità. Si giunge così alla ripresa e già dalle prime battute i vicentini fanno la voce grossa, prima con Favrette, poi con Peluso bloccato da Calderoni. Al 12° giunge la rete del vantaggio ospite da calcio piazzato e Boscolo a far partire un siluro dal limite che vale il raddoppio. Ha inizio la goleata dei Veneti, al 18° Odogwu protegge palla e serve l'accorrente Peloso, cross in mezzo e zampata di Ghirardi per l'1-3. Minuto 28, gli ospiti calano il poker e Peluso servire un facile pallone a Ghirardi che deve solo spingere la sfera in rete. Al 35° ancora Alto Vicentino padrone del campo, Gritti dall'altra parte per Odogwu che in scivolata regala la cinquina. Nonostante il vantaggio, la molle di gioco prodotta dai vicentini non intende scemare e al 37° la volée di Gritti chiude i giochi. Al triplice fischio, Ribelle 1, Alto Vicentino 6. Nuovamente in studio ringraziamo per il contributo delle immagini Mirko Andreini. Lori, vorrei subito chiedere al nostro Presidente che domenica è stata invece quella della Giovane Cattolica. Ieri un pareggio fuori casa, 0-0 in casa dell'Accademia Rimini, che serve il vecchio Miserbella, e una partita dove è stata una partita dura perché loro è una squadra organizzata, quindi si vede che dietro c'è il lavoro, hanno una buona organizzazione alle spalle e si vede. E abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol, un palo, una traversa, non siamo riusciti a metterla dentro. Nel calcio per vincere bisogna far gol, non ci siamo riusciti e quindi un pareggio, diciamo, in trasferta non è male, anche se ci aspettavamo qualcosina di più, però insomma il calcio 1 più 1 non fa mai 2, quindi esatto. Ci accontentiamo di questo punto in trasferta. Via. Renzo, hai una domanda per il Presidente, per il Mister? Io la domanda ne avrei tanta da fare, ma io vorrei parlare un attimo di questo campionato di Serie D, un campionato dove forse le difese sono il reparto più debole di questo campionato. Perché dico questo? Una Accoglienza dopo 5 partite 15 gol, la Forte Juventus 15 gol, il Villafranca 11, la Corregese 12 e il Bellaria 10, addirittura il Ribelle 15 reti, tra le quali 6 ieri e 5 in caso con la San Maurese. Secondo me, dov'è il danno? Forse questi giovani troppo in campo, come diceva lei, forse è un bello, però questi giovani onestamente fanno perdere il livello alto di questo campionato. Ma questo per me è un problema, secondo me, atavico, perché io ho sempre pensato che chi è bravo deve giocare e non ci devono essere degli obblighi, perché io mi rendo conto che come passano gli anni, chi va fuori età, negli ultimi anni credo che smettono di giocare addirittura, quindi si può trovare della gente che a 20-21 anni non gioca più a calcio perché c'è l'obbligo di fare sempre un anno più giovane, eccetera. O fai una scelta tipo il Bellaria, che per esigenze anche strutturali, economiche, fa una certa politica, punta sui giovani, sia del settore giovanile, creando i giocatori in casa, rischiando chiaramente di poter anche non reggere la categoria, ma io non sono dell'avviso che ci debbano essere degli obblighi, ecco. Quindi o poi li mettono in difesa, tanto 4 devono giocare, quindi è chiaro che un portiere a volte, perché anche i portieri sono quasi tutti ragazzini, e anche lì ti devi aspettare qualche ingenuità, è chiaro. Però onestamente, ritornando al discorso di ieri, ci sono stati risultati abbastanza sorprendenti, ma anche questa sconfitta del San Marino tra le mura amiche dopo della San Maurese, io il San Marino l'ho visto 2 volte, devo dire la verità. Che ti è piaciuto molto? Sia con il Ravenna e sia con il Molise, infatti li ha vinti ma con tanta fortuna. Onestamente ieri la fortuna è stata dalla sua parte, però onestamente questo San Marino, come dicono gli addetti ai lavori, non è quel San Marino che io veramente pretendevo. Onestamente questo Parma, secondo me, è una squadra fortissima, farà solo questo campionato, però attenzione a questo Alto Vicentino e a questo Forlì che ancora deve recuperare altre Anche Lentigione aggiungerei. Giacomo, so che volevi aggiungere una cosa anche tu. No, sicuramente è sorprendente la sconfitta del San Marino, anche perché non me l'aspettavo sicuramente neppure io, anche se dovevamo dire che la San Maurese gioca meglio fuori casa che in casa, però ieri da quello che ho capito, da quello che ho letto, il San Marino meritava qualcosa in più.
Ieri, dei risultati di ieri, è sorprendente per me molto di più il pareggio in casa del Forlì con la Clodiense che la sconfitta del San Marino, perché Forlì a mio modo di vedere è una delle squadre che lotteranno al vertice, insieme a Parma, Lentigione e l'Alto Vicentino. Quindi per me è quello. Io vi metto in difficoltà. Secondo me il risultato più sorprendente è stato quello del Ravenna contro il Delta Porto Tolle, perché Delta Porto Tolle con Pieve Docente lì davanti non si può permettere di perdere la Ravenna. Infatti ti do ragione, anche perché anche la sconfitta per quello che riguarda il punteggio del Parma della Correggese non me l'aspettavo, perché negli ultimi anni la Correggese, sia la Correggese che il Porto Tolle e il Delta Rovigo, che adesso si chiama Delta Rovigo, ha sempre lottato ai vertici, quindi queste due sconfitte sicuramente non me l'aspettavo. Allora, mentre chiedo al nostro Stefano Papini se ci manda in sovrimpressione il prossimo turno puntuale, Renzo, ieri il Ribelle ha preso la seconda goleada consecutiva in casa, c'è qualcosa da registrare dietro, sappiamo della perdita di Vona a inizio stagione proprio contro il Bellare, la prima giornata di campionato, se non erro, si era fatto male proprio il centro difensivo ex Sant'Arcano, c'è qualcosa dietro che non funziona. È chiaro che queste due sconfitte tra le mura amiche ad opera della San Maurese ieri, con risultati tennistici, c'è qualcosa che non quadra, perché una squadra non può prendere in casa 5 gol dalla San Maurese ieri, addirittura 6, anche se aveva di fronte una squadra che secondo me punterà ai vertici, però onestamente sono un po' troppe, lì c'è qualcosa che Antoniolo dovrà certamente rivedere. Però una cosa che mi interessa è stato veramente ieri due sorprese. Perché dico questo? La sconfitta del Limolese potrebbe essere in bilico il mister Bardi e la vittoria del Ravenna ha salvato Marsiglia. Hai detto tutto. Io voglio togliermi una curiosità, Francesco, prima il mister parlava appunto di giovani, il nome della tua squadra è Giovane Cattolica, da che cosa nasce appunto questa aspirazione, questo nome, da dove nasce? Il nome nasce perché la società nasce delle Cattolica Calcio, quindi diciamo, l'asset societario che c'è nelle retrovie è lo stesso del Cattolica prima squadra, quindi di Mancini e tutto il suo gruppo. Adesso loro hanno deciso di dare in gestione le squadre, quindi la Giovane Cattolica ce l'ho in gestione io, mentre la prima squadra è il gruppo di Muggeo di Vargas. Nasce perché inizialmente loro gestivano tutte e due le squadre, 4 anni fa, non potendo chiamare Real Cattolica Cattolica, in federazione hanno dato una serie di nomi disponibili e c'era Giovane Cattolica, Giovane Presidente, Giovane... No, noi non abbiamo il problema loro perché noi abbiamo solo un giovane da far giocare. Prego. Voglio fare una domanda al mio amico qua, a fianco a me. Attento, onestamente la Giovane Cattolica è una squadra che secondo me, addetto ai lavori, è una che punta in alto e punta a vincere questo campionato, per me è una delle favorite. Ma ritornando al discorso di ieri, è un punto guadagnato o 2 punti persi? Allora, a mio parere sono 2 punti persi, perché ieri dovevamo portare via la vittoria, anche visto tutto quello che abbiamo creato, perché ripeto, abbiamo avuto 5 occasioni da gol nitide, siamo andati davanti al portiere, quindi che ha fatto 2-3 miracoli, quindi sono 2 punti persi. Però c'è da dare merito che è stata una squadra comunque agguerrita, organizzata, che stava attenta nei reparti, ci ha pressato, hanno giocato col coltello nei denti. Hanno ceduto dal 70esimo, negli ultimi 20 minuti quando ceduto fisicamente siamo riusciti a venire fuori bene noi, abbiamo creato ma non abbiamo buttata dentro, quindi... però bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi va bene il punto in trasferta. Ho una domanda che veramente ho voglia di farla, un po' cattiva, ma la voglio fare. Sentiamo. Presidente, questa fusione tra Giovane Cattolica, Turconca e Cattolica, si nasce o si farà nel tempo? È una domanda leggera direi, no? visto che a Cattolica gli animi sono già sul bollente, giusto per notare. Devo parlare con le pinze quindi. No, devo dire che se ne è parlato, quindi sarei un bugiardo a negare che non se ne è parlato, se ne è parlato con Giovannetti, se ne è parlato con Mancini e le dico che noi abbiamo un ottimo rapporto sia con Giovannetti che con Mancini, quindi siamo stati a mangiare insieme spesso, c'è uno l'altro volta. Mettere d'accordo i presidenti sarebbe la cosa più facile, ok? Tenendo presente che adesso c'è la prima squadra che c'è un altro gruppo che gestisce, quindi deve sentire anche cosa ne pensano loro per rispetto di queste persone che hanno preso questa grossa responsabilità. Però mettere d'accordo i presidenti sembra la cosa più facile. Il problema sono tutte le persone che sono nelle retrovie, i dipendenti delle società, i dirigenti, i tifosi, quindi è quello il vero ostacolo. Però in effetti sarebbe sensato perché uniresti le forze, potresti veramente ambire a fare una Serie D, poi fare una prima per i giovani e un mega settore giovanile con una parte ludica e una parte professionistica per far crescere i giovani. Nel corso degli anni avresti una prima categoria che non ti costa niente perché i giovani entri di su e una Serie D che ti costerebbe meno, quindi sarebbe sensato, ma
è un po' come mettere d'accordo Israele e Palestina, la vedo difficile, però se ne è parlato. Però hai fatto sorridere Renzo, questo mi è piaciuto, Francesco, è già la notizia. È la domanda che la volevo fare. No, ma La le risposta cose è si piaciuta, sanno. la risposta Non ce la faceva più Renzo, guarda come è contento, guardate come è contento. Allora andiamo avanti perché c'è da correre, no? Cosa c'è adesso? sì, perché andiamo in eccellenza, allora vediamo quello che è successo, andiamo a vedere infatti i risultati della sesta giornata. Allora abbiamo il big match Alfonsine Progresso terminato sul 2-0, Axis Sasso Marconi 1-2, Cattolica Cervia 0-1, andremo poi a vedere le immagini del nostro Eugenio Angeli, classe San Pierana 2-2, Gran Amica Massa Lombarda 1-3, Old Medola Portuense 1-0, Coppa Riese Real San Lazzaro 0-1, Sant'Agostino Argentana 1-0 e Savignanese con Selice 2-0. Sottolineiamo anche che il miglior attacco è quello del Progresso, che è anche il miglior marcatore, Tani con 5 reti accanto a Majorano. La difesa invece più bucata è quella del Cervia. E tu ieri dov'eri, Renzo? Io ero alla Cattolica a Cervia, non ho visto una grande partita, però onestamente il risultato più giusto era il pareggio, però onestamente nel calcio vinci che fai gol. Guarda la classifica, ti sorprende un po', al primo posto vediamo in Massa Lombardi insieme al Cervia, guarda dov'è il Cattolica in questo momento. Ma il Cattolica, come ho detto, non ha un grosso organico. Il Cattolica è una città quest'anno che dovrà soffrire insieme alla Portuense, al Sant'Agostino, al Conselice, la stessa San Pierana, la Copparese. Sono 5-6 squadre che secondo me io già le ho viste tutte, non hanno un grosso organico. I loro obiettivi è poter salvarsi, ma purtroppo salvarsi sono troppe. È chiaro che il Cattolica rischia. E poi, come ho detto, Bobogori è una città tutta nuova, 8, 9, 11 sono nuovi, non è facile amalgamare una squadra così. Però onestamente io vorrei fare anche una domanda importante, però voglio essere un po' cattivo nelle mie cose. Io la domanda, la mia è questa, io non voglio essere ti fai cattivo. la domanda e ti autorispondi io tu. non voglio essere Vai. con i tifosi così, ma io mi domando e mi dico, Sì. domande e risposta. Ok. Se non c'erano questi signori, Sì. il Cattolica sarebbe ripartito? Questa è la mia domanda, è molto importante. Allora, non critichiamo questi signori che hanno preso il Cattolica, per carità, però la domanda, ripeto, se non c'erano questi signori, il Cattolica sarebbe ripartito? Punto interrogativo. Punto interrogativo. Sono già arrivati tantissimi sms. Ecco, questa è la mia domanda. Ritornando al discorso, certo che il Cervia ieri ha fatto un'impresa importante, ha tutta la sua terza vittoria consecutiva, vale a dire la prima sconfitta addirittura ha perso il Progresso per 6-0, infatti è anche la difesa più perforabile, però davanti c'è un tandem d'attacco veramente formidabile, sono due attaccati che secondo me sia Bondi che sia Solf, entrambi andranno in doppia cifra e con due attaccati così l'allenatore sta veramente può dormire tra due cuscini. Onestamente, ecco, questa è la terza vittoria che ieri ha fatto, e però è chiaro che la cosa che mi sorprende è questo Cervia, che ha ottenuto ieri una vittoria importante. Chiaro che, come ho detto poc'anzi, come ho detto sempre, i favoriti di questo campionato sono, secondo me, il Massa Lombarda e lo stesso Alfonsini, che proprio mercoledì c'è un turno infrasettimanale e c'è proprio di nuovo Cattolica Alfonsini. E noi saremo lì a seguire, però adesso vi fiato un attimo perché andiamo a vedere proprio il servizio curato dal nostro Eugenio Angeli relativo a Cattolica Cervia. Il servizio. Per la sesta giornata d'andata sono di fronte allo Stadio Calbi Cattolica Cervia, terminato con la vittoria degli ospiti per 1-0. La cronaca: parte subito forte il Cattolica che già al primo minuto vicino al vantaggio con il numero 10 Pieri e il suo tiro di poco fuori alla sinistra di Spada. Al terzo rispondono subito gli ospiti con un bellissimo colpo di testa del numero 9 Sof, di poco a lato. Al 21esimo i padroni di casa ancora pericolosi con il numero 9 Mugeo, il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo dalla difesa ospite. Al 37esimo si fanno vivi gli ospiti ancora con il numero 9 Sof, su colpo di testa di poco fuori. Il primo tempo è tutto qua. La ripresa si presenta a varie azioni. Il primo tiro si vede al 16esimo ad opera del Cervia con il numero 10 Bondi. Suo colpo di testa termina a lato. Preludio al gol che arriva 4 minuti dopo con il numero 11 Fidone, abile di testa a sfruttare al meglio un calcio piazzato battuto da Salvadori.
Al 46esimo il Cattolica si fa pericoloso con un tiro del numero 10 Pieri. Spada para senza difficoltà. Mercoledì si ritorna di nuovo in campo, il Cattolica giocherà di nuovo in casa con l'Alfonsini, mentre il Cervia giocherà tra le mura amiche ospitando il Sant'Agostino. Per il Cervia si tratta della sua terza vittoria consecutiva, mentre per il Cattolica una domenica da dimenticare al più presto. Dunque risultato finale, qui allo Stadio Calvi, Cervia batte Cattolica 1-0. Eccoci qua, nuovamente collegati, stanno arrivando tantissimi messaggi, allora li leggo velocemente. Un presidente, c'è solo un presidente, grande presidente Visino, giallo il colore del sole, rosso il colore del vino. Bene, vedi, così abbiamo un po' di tutto. Poi vediamo se... questa è in risposta a quello che diceva prima Renzo: se non c'erano questi sicuramente ci sarebbero stati altri, sono anni che sentiamo dire così, caro Baldisserri. Qualcuno scrive tra l'altro: ma ieri mister Gori era interessato alla partita? Non si sa, questo poi ce lo dirà il nostro Renzo, che magari era ricordatevi che a Cattolica e... il prossimo anno scade mutuo e poi convenzione, le api dopo si butteranno sulla società, anzi i falchi. Ottime parole invece quelle di Francesco Visino, riferimento prima alla domanda del giovane Cattolica. Ecco, chiedevano anche come si risolvono i problemi offensivi della giovane Cattolica, Presidente. Ecco, adesso se questa domanda la sente il nostro mister, dice compra subito un attaccante. Ma noi abbiamo un bomber fuori uso in questo momento che per noi è molto importante, che è bomber Pagnini. Quindi noi non siamo intervenuti sul mercato in maniera stravolgente perché lo stiamo aspettando, ha una pubalgia e quindi tutte le volte ci dicono riparte a settembre, riparte ottobre. Per noi è un attaccante da 15-20 gol a stagione e quindi in realtà il problema ce l'abbiamo in casa, solo che non riusciamo a mettere a posto fisicamente questo ragazzo. Ci chiedono anche, Presidente, quando la fusione con il Cattolica con te al comando? Ecco, adesso chiediamo a Renzo. Allora, passiamo invece a vedere il prossimo turno dell'Eccellenza, vediamo cosa ci succederà. riserva e quali saranno le sfide, appunto. Sono arrivati talmente tanti messaggi. Sono arrivati tanti. Infatti. Sì, allora facciamo una cosa, andiamo a vedere proprio le interviste realizzate dal nostro Renzo Baldisserri, che se no ci sgrida. Interviste. Siamo in compagnia con il mister del Cervia, Roberto Perasini. Mister, una vittoria importante, è arrivato la terza vittoria consecutiva. Una vittoria importante perché contro una squadra che è ben messa, dove conosco Gori, che so che l'aveva preparata bene, una partita combattuta. Sono convinto che chi era a vedere la partita ha visto due buone squadre. Poi dopo oggi con noi abbiamo avuto qualche occasione in più, abbiamo finalizzato, quindi abbiamo portato 3 punti fondamentali per la nostra classifica, ma soprattutto per il nostro iter fuori casa, perché siamo molto bravi in casa, ma fuori casa non avevamo ancora ottenuto dei punti. Oggi sono veramente contento che abbiamo interrotto questo trend. Oggi il Cervia è una delle difese più perforabili di questo campionato. Oggi ha dimostrato di essere all'altezza, non ha subito reti. Io l'ultima trasmissione ero con te, ho avuto la fortuna di essere insieme con te, te l'avevo detto. Ci stiamo lavorando, lavoriamo tanto, ci crediamo, ho dei giovani che vanno sul campo, si allenano con continuità. Oggi era un test importante, non è finita perché alcune sbavature ci sono state, il Cattolico ha avuto qualche occasione, però siamo usciti senza prendere gol, per noi questa è stata una giornata positiva. Siamo con il bomber del Cattolica, Michele Pieri. Michele, oggi non si è segnato e il Cattolica ha avuto un'altra sconfitta, è un po' pesante. Sì, perché comunque abbiamo giocato bene, non meritavamo assolutamente di perdere perché comunque abbiamo giocato bene, però comunque gli episodi ci hanno penalizzato, però sono cose che dobbiamo migliorare, dobbiamo stare molto ma molto più attenti e dare di più, si vede che non basta. Forse oggi il pareggio è il risultato più giusto, però di fronte si è visto un buon Cervia. Sicuramente, una buona squadra. Però era una partita che sì, poteva essere risolta sia da una parte che dall'altra. Comunque gli episodi fanno la differenza nel calcio e bravi loro perché se li sono fatti girare a loro favore e noi dobbiamo prenderci la nostra responsabilità. Continuiamo a leggere i messaggi, Veronica, sono arrivati degli altri. Sì, uno per te Daniele. Ciao fratello, complimenti per la trasmissione San Daniele. Giacomo. Ciao Giacomo, grazie. Tra poco, anzi Giacomo mi ricorda che ci sarà un comunicato dei sostenitori del Nova Feltria, quindi Renzo per un istante ci spostiamo in seconda categoria.
Benissimo, allora proseguiamo invece con i risultati, con i prossimi turni. Allora ci spostiamo in promozione, Daniele? No, prima andiamo a vedere una sorpresa andiamo a vedere. C'è il sito del Cattolica da vedere, perché Renzo qui stava dicendo una cosa importante, questo è il nuovo sito. Guarda Renzo, noi c'eravamo proprio noi alla presentazione, tu sei nascosto proprio dietro di me che quella sera ti sei oscurato, proprio il senso di dirlo. Era un po' buio. È stato inaugurato in settimana il lavoro di Francesco Villano come sito web, quindi facciamo i complimenti a una delle squadre che è entrata nel nostro circuito quest'anno, che stiamo seguendo con i nostri canali, quindi facciamo i complimenti proprio al responsabile della comunicazione, ma allo stesso Cattolica Calcio. Poi rientriamo in studio, perché adesso ovviamente andiamo a vedere quale sarà il prossimo turno, sì. Quindi proprio con Stefano Papini che ce lo illustra adesso. Renzo, quale sfida andrai a vedere? Mercoledì sicuramente sarai con mia Cattolica, non mi abbandonare. No, io penso che l'incontro più importante è Cervia-Alfonsine, sicuramente. No, c'è Cattolica Alfonsine, è una partita molto importante. Cattolica, chiaro che dovrà dimostrare, perché veramente dovrà anche fare risultato per uscirne da questa classifica alquanto precaria. Mentre invece l'altro incontro importante, senza dubbio, Cervia-Sant'Agostino, che il Cervia oggi, con la vittoria di ieri, che ha battuto prima, ha ottenuto la sua terza vittoria, vorrà raggiungere addirittura la quarta, che secondo me finora in queste 6 partite è la rivelazione e sorpresa di questo campionato. Allora, adesso ci fermiamo per un istante, prima di lanciare la pubblicità, però prendo un attimo parola perché il Bellaria dove gioca mercoledì, Giacomo? Gioca a Forlì il recupero della seconda di campionato, quindi chi ha la possibilità segui il Bellaria, che ha bisogno, i ragazzi in questo momento possono dare qualcosa in più. E qui mi aggancia una domanda che ci fa Michela da casa per il mister: con quale spirito, mister, dopo la vittoria di ieri andrete a giocare a Forlì? Ma con lo spirito che noi siamo consapevoli che partiamo con un po' di handicap, ma questo deve diventare una forza, non una debolezza, e quindi mettere sempre più carattere e personalità, perché se siamo le vittime sacrificali in realtà poi dobbiamo non diventarlo, e credo che stiamo crescendo molto in questa situazione. Adesso ci fermiamo per 30 secondi dando la linea alla pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto. Mi diverto, sto andando forte. Sì, qui ci sono un sacco di scarpe. Furia di girare le consumi. Bella Oliviero, questa roba è bella. Questa è un po' meno Oliviero, questa. Una volta Oliviero era is beautiful. Oggi Oliviero è in Champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Ben ritrovati amiche e amici, oggi siamo qui per presentarvi la ditta Conte Orazio, che dal 1975 trasforma la vostra vecchia vasca da bagno in un comodissimo piatto doccia. Come questo, in solo 8 ore, senza intervento di muratore, senza intervento di idraulico, con tantissimi accessori per voi. Chiamateci e io personalmente verrò a casa vostra per un preventivo gratuito, senza impegno. E inoltre potete recuperare il 50% della spesa grazie agli sgravi fiscali. Siamo a Morciano di Romagna, a 5 minuti dall'uscita del casello dell'autostrada di Cattolica, in via Due Ponti numero 28, col nostro showroom. Chiamateci, vi aspettiamo! Da Conte Orazio, grande novità. Personalizza la tua doccia con tutte le immagini che desideri. Per riaccendere il tuo look, fatti tentare dal magico mondo di Dada. Collane, braccialetti, orecchini, spille, borse e tanti accessori per le donne di ogni età, rigorosamente made in Italy, nati dalla creatività di Agnese Druda. Preziosi, moderni, femminili, eleganti per ogni occasione. Dettagli unici ed originali per esprimere grinta, raffinatezza, passione e sicurezza. Idee regalo per arricchire il tuo outfit. Ci trovi in via Vittorio Veneto 44 a Gabice Mare e siamo aperti tutti i giorni. Dada Accessori Moda, per dare luce alla tua femminilità. Strong as you are, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. Entriamo in studio perché stanno arrivando ancora altri messaggi. Sì, tantissimi messaggi. Tra l'altro, Presidente, quest'anno ci porterà in promozione Forza Giovane Cattolica e Forza Visino. Visino tira fuori il grappino, qui io
Dopo Correnzo lo facciamo, dopo. rassicurato. Poi ci dicono Cattolica è solo dei Catulvien, quindi eccetera, insomma tantissimi messaggi davvero per la giovane Cattolica che come sappiamo davvero è ricca di tifoseria e di entusiasmo. Dove ci spostiamo adesso? Sei carica? Io sono carica, tu Ecco, sei carico? io sono carico. Andiamo allora, andiamo in promozione, vediamo quello che è successo, andiamo a leggere i risultati della sesta giornata. Abbiamo Bacchia Diegaro 2-1, Castrocaro Calcio del Duca 1-1, Real Miramare Real Dovadola 0-0, Ronta Marignanese 0-4, Sant'Ermete Gatteo 1-2, San Pietro in Vincoli Fiaricione 0-4, Valle Savio Forlì Popoli Calcio 2-1, Torconca Cattolica Fossio Ghiaia 1-1 e Tropical Coriano Russi 4-3. Quindi un girone davvero molto interessante, tra l'altro abbiamo proprio le immagini della partita inerente in esterna della FIA Riccione, addirittura un poker per 4-0, tra poco vedremo proprio questo servizio. Renzo, direi tutto in scioltezza, vediamo anche la classifica per quanto riguarda la Marignanese, 4-0 sul campo del Ronta, ma c'era anche una sfida interessante, quella che vedeva il Sant'Ermete contro il Gatteo con l'esordio del nuovo allenatore sulla panchina proprio del Gatteo. Sì, è stato un derby interessante, non bello sul piano del gioco, però è chiaro che in settimana è stato esonerato il mister Giorgini del Gatteo, al suo posto è entrato Emanuele Pessina, che ieri onestamente ha portato fortuna. Ma ritornando a questo campionato, bisogna fare i complimenti alla Marignanese, ha tenuto ieri il suo sesto risultato utile, vale a dire 5 vittorie in pareggio, il suo portiere ancora imbattuto. È veramente una sorpresa di questo campionato, anche se secondo me c'è un grosso organico, ma la sorpresa viene da questo FIA Riccione che ieri ha tenuto una vittoria importante nel difficile campo di San Pietro in Vincoli, addirittura ha avuto 2 vittorie perché anche mercoledì è andata a vincere addirittura 4-3 mi sembra, 4-3 nel difficile campo del Russi, e ieri ha fatto un altro exploit andando a vincere addirittura nel San Pietro in Vincoli, che secondo me è una delle favorite a questo campionato. Però tra l'altro Lorenzo San Pietro in Vincoli con il miglior attacco, 13. Sì, ma però onestamente stiamo attenti perché questo FIA Riccione, questa Marignanese hanno degli organici veramente forti, secondo importanti me, per la categoria. secondo me faranno veramente un grandissimo campionato, saranno certamente le protagoniste di questo campionato. Poi anche questo addirittura Tropical Coriano che ieri ha tenuto una vittoria importante, 4-3 contro i russi, e questo sorprendente Torconca che ieri se non vado errato tutto il suo quinto risultato utile. Chiaro che diciamo il reparto negativo di questo campionato è questo 2 sconfitte tra le mura amiche del San Pietro in Vincoli. È chiaro che mentre invece non va molto bene secondo me il Castrocaro che sta non dando veramente delle grandi impressioni, mentre invece il Valle Savio sta riprendendo, però onestamente ormai il campionato si è deciso e secondo me le squadre più forti sono questo Marignanese, questo FIA Riccione e questo San Pietro in Vincoli, anche se ieri diciamo ha toppato. Ma io voglio fare anche qua delle critiche, come si può far fare e dire, qui ci sono addetti ai lavori, c'è il mister, c'è il presidente, come si fa un calendario in Romagna addirittura la Marignanese ha fatto 3 gare in trasferta, è inammissibile in questo campionato. Da mercoledì, domenica e domenica addirittura 3 squadre hanno giocato in trasferta e altre 3 hanno giocato in casa. Il Torconca addirittura ne fa 3 in casa, la Marignanese ne fa 3 fuori casa, il San Pietro in Vincoli ancora 3 in casa. Ma è possibile? Secondo me, ditemi voi, è un campionato già falsato. Non esiste fare un campionato così, che 3 squadre addirittura giocano in trasferta 3 consecutive e 3 in casa. È una cosa inammissibile. Non si permette, il campionato solamente è falsato. Io non capisco perché la in Romagna fa queste cose, io ancora lo devo capire. Ma anche perché nei dilettanti, noi in prima categoria, il 20 aprile finisce già il campionato, quindi tutta questa fretta sinceramente non c'è. L'anno scorso, il 3 maggio, abbiamo finito addirittura gli spareggi per andare in promozione, quindi ci fanno fare anche noi un turno infrasettimanale il 28 ottobre, e anche noi andiamo infatti a Pietracuta in trasferta e poi andiamo a Villalta siamo in trasferta che è vicino a Cesenati, quindi senza senso che c'è un recupero da fare. Si poteva far finire il campionato a fine aprile, ancora anzi meglio, quindi in effetti non trovo il senso di questa cosa. Vediamo lo stesso FIA Riccione, mercoledì ha giocato a Russi, ieri ha giocato a San Pietro in Vincoli e domenica addirittura il derbissimo, ma va con il Torconca.
una partita importantissima. Infatti domenica sono scontri importantissimi. C'è San Pietro in Vincoli Marignanese, che per la Marignanese è la terza partita in trasferta e per San Pietro in Vincoli è la terza partita tra le mura amiche, e il derbissimo tra Torconca e Fioriccione. Domenica ne vedremo delle belle. Allora, adesso calmati un attimo, prendi il grappino di Francesco vicino, perché andiamo a vedere proprio il servizio relativo alla Fioriccione. Servizio. La Fioriccione fa la voce grossa in esterna, centra il poker in casa del San Pietro in Vincoli. Con le immagini realizzate da Ale Bulli passiamo alla cronaca della gara. Tra una tazzina di caffè e un dessert, la FIA al nono è già in vantaggio. Su un corner arriva lo stacco di testa di Leppi con la palla che sbatte involontariamente sul difensore avversario e si infila in rete. Gli ospiti insistono e al 14esimo vanno vicinissimi al gol con un'azione partita da Savioli e finalizzata da Santucci. Il palo nega la gioia del gol a quest'ultimo. Al 23esimo la FIA trova il raddoppio. Facchini serve al bacio Grassi che con un tiro di prima intenzione batte l'estremo di casa. Passano 3 minuti e la FIA cala i tris. Se oltre alla bravura, fortuna, si trovano anche gol così, allora diviene davvero tutto facile. Lunadei insacca e riceve il meritato abbraccio dei compagni. Al 28esimo, primi segnali di vita del San Pietro in Vincoli. Aloe pennella per Tarnowski, ma il giocatore sulla propria strada trova la respinta di piede di Barbanti. 34esimo, da una punizione di Aloe nasce una mischia in aria, ma la FIA si salva anche in questa occasione. A 40esimo, azione firmata da un tris di nomi, Casadio, Salafrica e Barbanti. Se Casadio inventa il passaggio anziché tirare a Casadì e se Salafrica scaraventa il pallone nella sua Africa, ecco che Barbanti fa buona guardia con la propria barba, parando in 2 tempi. In chiusura di prima frazione di gioco, Salafrica triangola con Tarnowski, ma il tiro di quest'ultimo termina di un niente al lato. La ripresa vede nuovamente la FIA partire a ritmo alto, Zavattini da calcio piazzato mette alla prova i guantoni di Francesconi, costretto a rifugiarsi in corner. Un giro di lancette e dall'altra parte il solito Aloe lancia Patrick Fabri che con un pallonetto delizioso supera Barbanti, ma non lo sfortuna con il pallone che centra la traversa. Al 17esimo la FIA sigla il poker. Un rigore generoso concesso per un fallo di Tuzzi su Santucci consente a Zavattini di centrare il poker. Al 25esimo la FIA vorrebbe anche la manita, ma il tiro di Santucci si spegne alto. L'ultima azione del match arriva al 32esimo. Il solito Aloe per i padroni di casa tenta l'effetto sorpresa con una conclusione dalla distanza, ma non è aria. San Pietro in Vincoli 0, Fioriccione 4. Chi ringraziamo per il servizio? E Alessandro Bugli ringraziamo per le immagini. Mentre chiediamo a Stefano Papini di mostrarci il prossimo turno, nel servizio mi dicevi, Renzo, tanta roba il giocatore che ha siglato quel gran gol, no? Dimmelo tu il nome, Grossi? Grazie. Ex Marignanese, un giocatore secondo me importante, un giovane che secondo me potrebbe fare anche se ormai ha 22-23 anni, però penso che questo Grassi è un buon centrocampista, secondo me la Fioriccione ha fatto un grandissimo acquisto. Allora, andiamo pure avanti con i nostri servizi, anzi Sì. prima andiamo a vedere qualche altra grafica, ci spostiamo dove? Ci spostiamo nel campionato di prima categoria e andiamo a vedere quello che è successo nella 4ª giornata. Allora abbiamo Accademia Rimini Calcio, Giovane Cattolica 0-0, Bagno di Romagna Miramare 0-1, 2M Pietracuta 0-0, Gambettola IG Marina 2-0, Junior San Clemente Villalta 2-0, 3S San Ludecese San Lorenzo 1-1, pareggio anche fra Verrucchio Stella San Giovanni 1-1 e Misano Morciano Calcio 0-0. Qui seguiamo molto da vicino in questo girone sia il Giovane Cattolica che il Pietracuta. Renzo, i risultati che ti hanno un po' sorpreso di questo girone, un campionato che tu già altre volte avevi commentato, dopo l'ultimo turno cosa mi dici in più? È chiaro che mi sorprende anche il pareggio della Giovane Cattolica, che secondo me è una squadra che quest'anno deve veramente puntare in alto. E anche questo Pietracuta, che secondo me è una delle favorite di questo campionato, però è partito con il piede sbagliato, veramente ancora non ha trovato la via giusta, però onestamente secondo me verrà fuori. La sorpresa di questo campionato è questo Stella Rimini, che se non vado errato ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio, addirittura ha subito anche una rete, e perciò questa è la sorpresa di questo campionato. E il Gambettola, che secondo me è un'ottima squadra come lo Verrucchio, però diciamo il campionato è molto lungo, ancora è apertissimo, onestamente la sorpresa non mancherà, però penso che queste squadre, secondo me, il Giovane Cattolica
il Gambettola e il Pietracuta e lo stesso Verrucchio saranno certamente le favorite di questo campionato. Ecco, tra l'altro Stella, prossima avversaria della Giovane Cattolica, giusto Presidente? Sì, speriamo che portate bene, così Facciamo le dita. Sì, la rivelazione del campionato è la Stella, però è da tenere in considerazione che è una società seria, una società che ha un settore giovanile importante, numeroso, sono a Rimini, hanno una buona organizzazione, una società seria, anche con uno spirito molto etico, infatti sono sempre molto corretti, quindi c'è del lavoro dietro la Stella, quindi non è che sia, dopo sì, il risultato che sono primi in effetti è una sorpresa, però non mi sorprende perché è una società con una programmazione, una società con un'organizzazione, non è che sia una società improvvisata. Improvvisato, ecco. Tutti si aspettavano Verrucchio, Pietracuta, Gambettola e noi, insomma queste erano diciamo, le favorite all'inizio in partenza, però la verità si vede adesso sul campo e poi i conti si vedranno alla fine, quindi vediamo cosa succede. Io posso dire che rispetto all'anno scorso vedo che il livello si è alzato quest'anno in prima categoria, quindi l'anno scorso noi era più facile far gol, era più facile vincere, trovavamo anche squadre disorganizzate, quindi invece quest'anno no. Questo credo che sia per il motivo a cascata che diceva Renzo, perché 3 giovani in eccellenza, 3 giovani in promozione, giovani poi, quindi quelli un po' più grandini che vogliono magari prendere qualche rimborsino sono costretti a scendere di categoria, anche perché anche in promozione i budget sono ristretti e quindi ecco che si è alzato il livello della prima categoria, quindi io vedo un livello più alto quest'anno. Una domanda, scusi, parlavamo di giovani, io volevo fare al mister Morganti, ci sono giovani interessanti nel suo campionato? Sì, ci sono, adesso noi ne abbiamo parecchi ad esempio secondo me. Sì. Il Bellaria c'ha, a parte la prima squadra che è formata da molti giovani del prodotto del Bellaria proprio calcio, sono bellariesi, sono anche nelle giovanili secondo me hanno delle buone possibilità in tutte le squadre, perché poi il presidente quando parlai la prima volta con lui mi disse che oltre alla squadra c'era anche un settore giovanile da valutare, da rivalutare, da far crescere, perché comunque la politica della società è questa, a prescindere poi, ripeto, da come si spera vada a finire, però è chiaro che le possibilità sono quelle, i giovani devono essere inseriti e fatti crescere. Però per me è un campionato che ne ho visti già all'altezza, anche in altre squadre, e è un campionato che c'è anche della qualità e del lavoro degli allenatori che secondo me viene rimarcato ogni domenica da prestazioni anche importanti. Mister, non oso pensare cosa abbia pensato Giacomo quando si è visto nei gironi una compagine come il Parma. Al momento appunto di quando sono stati composti, lei cosa ha pensato in quel momento? Sinceramente io parlo dal mio punto di vista, ripeto, io guardo le positività piuttosto che le negatività, quindi per me è stimolantissimo questo campionato. San Marino, Forlì, Ravenna. Tutto, no, noi partiamo comunque che siamo gli ultimi degli ultimi, oggi e ieri, però è da vedere se poi sarà così alla fine. Quindi per me è uno stimolo enorme, perché, ripeto, mi è tornata la voglia di allenare, volevo dimostrare a me stesso se ne ero ancora capace all'altezza di trasmettere e credo di aver capito che lo sono ancora. E in più c'è questo girone che è molto difficile, sono 20 squadre, 38 partite, ci sono molti infrasettimanali, quindi devi anche gestire le forze. E noi abbiamo una rosa molto ristretta, tra virgolette, o molto giovane anche però è stimolante, quindi devi inventarti qualcosa, devi sempre tatticamente riuscire a imbrigliare e a non far vedere le nostre deficienze e le qualità. Io la prendo come uno stimolo enorme. E viene spontanea la mia domanda, scusatemi, lei Morganti è stato allenatore anche nel campionato di Serie D, Marche e Abruzzese. La differenza tra questi due campionati, tra la Romagna... Sì. La Marche Abruzzo. Marche Abruzzo è più fisico e più difficile dal punto di vista ambientale. È vero. Qui c'è molte squadre, secondo me, qui farebbero molta fatica a fare risultati nel girone marchigiano-abruzzese. Invece qui, se hai una buona organizzazione e riesci a dare un'impronta di gioco, puoi giocartela di più. Mentre nel girone marchigiano-abruzzese ci sono anche delle tensioni, dei campi molto difficili dal punto di vista del temperamento, quindi è più difficile sicuramente. Ultima domanda e poi lascio. Una San Benedettese... Quindi vai via, sicuro? Lascio. Sì, ha detto che va via. Una San Benedettese è un Fano, sì. Oppure un Giulianovo, un Campobasso, squadre che veramente hanno un grosso organico. Di sopra ce la farebbero a battere un Forlino, un Parma, un Alto Vicentino?
È difficile magari. No, io dico che allora sono due squadre che lei ha detto molto molto forti. Hanno una rosa che neanche in Serie C per me ce le hanno, soprattutto il Fano, che conosco molto bene perché abito vicino, quindi non conosco bene adesso le realtà, Alto Vicentino, Forlì, eccetera, che affronterò dopodomani, però credo che il Fano e la Samba, abituati alle tensioni, perché anche lì sono tantissimi derby, però i derby sono molto tosti, molto difficili, credo che qui avrebbero dei vantaggi. Difatti credo che molte volte cercano di venire nel campionato romagnolo, però avendo molte squadre nelle Marche non è possibile. E questo era dunque, sei rimasto contento? Sì. Adesso puoi andare, se vuoi andare. Intanto vediamo il prossimo turno. Il prossimo turno che abbiamo visto è anche un'Accademia Rimini Pietracuta molto, molto interessante, Renzo. Tu prima... Io un'Accademia è una neopromossa, è una squadra che io non conosco bene, però onestamente secondo me dovrà lottare fino in fondo per poter evitare la retrocessione, ecco, diciamo, tutto sommato. Mi dispiace dirlo, però onestamente è una squadra che dovrà soffrire fino alla fine. Da Savignano ci chiedono se arriva il servizio settore giovanile. Sì, negli ultimi 2 minuti della trasmissione. Qui Renzo vorrei, da ex arbitro, torniamo un attimo in diretta, che salutiamo gli amici di Nuova Feta che ci stanno scrivendo tantissimi questa sera. Sì. Da ex arbitro tu hai arbitrato sui campi di Nuova Feta, sono successi un po' di fatti relativi al loro incontro interno contro il Roccofredo. Loro hanno mandato un comunicato che dice quanto segue: in merito ai giudizi ricevuti dagli amici di Roccofreddo qua e là sul web, l'unica risposta che ci sentiamo di dare è che probabilmente a loro ha dato fastidio la sonora e inaspettata sconfitta, tesi supportata anche dalla sintesi grossolana di parte, anche sul piano tecnico del loro articolo apparso online. Non avendo niente da dover dimostrare né tantomeno da giustificare a nessuno, vogliamo però rinnovare i complimenti ai nuovi ragazzi che seguono il nostro gruppo ormai storico e ringraziarli per averci aiutato nelle lezioni di tifo e di calcio in partite ieri a Poggio Berni e nei derby di Coppa col Perticara. La curva ovunque e comunque, sempre Nuova Fete a lei, arrivano diversi messaggi sempre dei supporters del Nuova Fete. Tu hai arbitrato in campi così caldi, molti dicono anche essere così calorosi ricorda un po' il calcio vecchio stampo, quando si andava nel paese, tutto il paese si raccoglieva attorno alla partita di calcio ed erano tutti concentrati lì. Ecco, i tuoi ricordi che hai in base a un ambiente come Nuova Fete? Nuova Fete è un ambiente importantissimo, io mi ricordo gli anni '80, fece una partita importante, addirittura fece, se non vado errato, Nuova Feltria e Casinina, si giocava per un campionato di seconda categoria, era una partita importante per salire di categoria, ma a parte questo, ma io come arbitro veramente mi piaceva il pubblico, mi piaceva, io entravo in uno stadio dove veramente il stadio era deserto, non avevo i stimoli, mentre invece quando avevo sopra di me quelle 1500 persone, 2000 persone, mi davano stimoli. Io più pubblico era e meglio arbitravo. E più ti caricavi? Quanti danni hai fatto? Quanti danni hai fatto? Quanti danni? Non lo dire, non lo dire. Abbiamo giocato a Nuova Feltra, ecco. Abbiamo giocato a Nuova Feltra 3 anni fa, che eravamo in terza categoria, siamo partiti da lì. E mi sorprese il fatto, abbiamo perso 2-1, tra l'altro se lo ricorderanno, quindi, e mi sorprese il fatto che c'erano gli ultras, in terza categoria, sì, con i tamburi, qui fumavano un centinaio di ultras, sì. Quindi per noi che siamo dilettanti ci è sembrato anche di essere un attimo in un contesto più serio, quindi sicuramente meglio col pubblico. Dai. Ecco, vedi. Io arbitrare a porte chiuse non farei l'arbitro giusto, ecco. No. Ci sta anche. Allora andiamo avanti perché stanno arrivando un sacco di messaggi anche da Gabice, dopo li leggiamo. Andiamo infatti a conoscere quello che è successo in prima categoria girone A delle Marche. Allora abbiamo Cagliese Villa San Martino 0-1, Cantiano Calcio Urbino Pieve 1-2, Cucurano Sant'Orso 2-3, Mondolfo Polisportiva Montelabate 1-0, Pisaurum Avis Montecalvo 1-1, Polisportiva Lunano Mercatellese 1-3, Sassoferrato Gabice Gradara 1-2. Con questa vittoria il Gabice Gradara si conferma primo in classifica insieme al Pisaurum, e Vadese Fermignanese 2-1. Tanti messaggi anche per il Gabice Gradara, ieri un grande Gabice, avanti così che la salvezza è più vicina, e complimenti a Cangini. Poi abbiamo anche altri... Adesso una parola grossa, la salvezza è più vicina. Il campionato è sempre più vicino, è diverso. Questa è la classifica, infatti ecco, vediamo primo in classifica Gabice Gradara, e poi ha postato proprio con il Pisaurum. Pisaurum, sì. Tu che le conosci molto bene da vicino le squadre. Questa è una squadra di Pisaurum che 3 anni fa addirittura faceva gli amatori. Vedi.
Renzo sa tutto, Renzo. Mi sorprende, tu non dormi la notte, per dire la verità, tu non dormi. 3-4 anni che vai, ha vinto il Qui campionato c'è un altro messaggio, Veronica e Renzo, mi mancate, Renzo Marignanese, ciao, a presto. Saluta Renzo. Questo Una certa Renzo. da Marignano? Sì. Questo mi fa piacere. Credo sia una donna. Onestamente non lo so chi sia, però è chiaro che la Marignanese mi manca, ci manca anche qua, però gli faccio un grande in bocca al lupo, è tutto qua. Benissimo, andiamo a vedere abbiamo visto la classifica dunque con il Gabice Gradara, tra l'altro che sarà impegnato, vediamo se arriva anche la grafica per il prossimo turno, sarà impegnato domenica alle 15:30 nel campo del Gabice, eccolo qua, infatti, ecco il prossimo Gioca con la Cagliese? Con la classifica, ecco, vediamo se Eccolo arriviamo, qui, eccoli qua. Contro la Cagliese. Allora Renzo, che campionato sarà questo per il Gabice Gradara? Ma io penso che il Gabice quest'anno ha tutta la forza e l'organico, c'ha anche gli ingredienti per vincere questo campionato. È un campionato difficile, perché ci sono squadre blasonate che Morganti conosce meglio di me, che essendo un marchigiano, c'è un Mondolfo che veramente ha un grandissimo organico, davanti poi c'è una punta Pessina che il mister Morganti l'ha avuto, l'ha anche allenato, poi c'è Urbino, c'è la Cagliese, c'è la Vadese. Ecco. Io dico una cosa, io sabato ho visto l'Unano Mercatellese, sì, una gara di prima categoria, di fronte a 400 persone. Prima categoria, l'Unano Mercatellese, sì. 3-1 a favore della Mercatellese, 400 paganti. È una cosa veramente impressionante. Ci sono squadre sentite, è chiaro che la sorpresa di ieri è stata la sconfitta della Cagliese tra le mura amiche dopo proprio il Pizzavilla San Martino e la sconfitta del Cantiano dopo la dell'Urbino. Ci sono squadre che in questo campionato addirittura hanno fatto la Serie D, una Vadese, una Cagliese, un Urbino, veramente squadre che poi hanno fatto anche l'eccellenza. Sì. In campionati che veramente, secondo il mio modesto parere, queste squadre, queste formazioni in Romagna possono fare l'eccellenza, anche la promozione tranquillamente, senza problemi. Allora Renzo, dall'Unano però ci spostiamo in Romagna, andiamo a Savignano, perché cosa andiamo a vedere? Sì, uno splendido speciale sul nostro settore giovanile della Savignanese. Savignanese Calcio, società la cui storia risale agli anni 20. Nel 2006 l'unificazione con la CDR e la nascita dell'attuale settore giovanile. Circa 340 bambini provenienti dalle città limitrofe di San Maurese, Longiano, Borghigiano e Sant'Arcangelo, un vivaio fiorente consolidatosi negli anni, riconosciuto come scuola calcio d'élite. Allenatori qualificati, laureati in scienze motorie con patentino, incontri a tema con ortopedici, psicologi e direttori arbitrali, perché l'attenzione che il club del presidente Magnani rivolge ai ragazzi è davvero altissima. Oltre alla prima squadra che milita nel campionato di eccellenza, la Juniores guidata da Claudio Amadori, 2 squadre di categoria allievi diretti da Pietro Turci e Franco De Falco, 2 di categorie giovanissimi, il 2001 sono affidati a Giuseppe Piselli, il 2002 a Luigi Mollo che coordina anche i giovanissimi CSI, mentre 3 sono le categorie esordienti. L'annata 2003 in mano a Massimo Possenti, 2004 Pietro Turci, 2005 Andrea Tavone, 2006 Paolo Magnani, mentre i 2007 sono guidati da Giovanni Gasperoni che si occupa anche dei piccoli amici, assieme ad Andrea Tavone e Davide Pasolini. Allenatori dei portieri sono Massimiliano Micheletti e Gianmarco Pazzini, mentre Franco De Falco è direttore generale. A disposizione una struttura di tutto rispetto che, oltre allo stadio Giuseppe Capanni con una tribuna da ben 1200 posti, vanta un campo in sintetico, un campo nel quartiere Cesare, il campo di Crocetta di Longiano per le partite dei campionati regionali, campo Budrio di Longiano, la palestra Seven per i piccoli amici, spogliatoi, parcheggio, bar e servizio navetta, una superficie di circa 30.000 metri quadrati di verde ottimamente conservato. Un efficace laboratorio calcistico che negli ultimi 2 anni ha condotto ragazzi come Matteo Alvisio 2001, Valmori Abbondanza 2006 tra le file del Cesena. In media ogni anno sono 3 i ragazzi richiesti dal Cavalluccio alle società gialloblu. Non c'è l'affanno del risultato sportivo, porte aperte a tutti, perché l'accoglienza è fondamentale, così come la parte tecnica, il divertimento, l'educazione e l'eticità sportiva. Qualità e valori che non sfuggono agli esperti del settore, che hanno insignito il club lo scorso anno con la Coppa Disciplina, non solo per la prima squadra ma anche ai giovanissimi interprovinciali, un tassello importante per una società che non ha intenzione di frenare il proprio entusiasmo. Calcio di rigore!
Ringraziamo, sempre molto simpatici, molto carini. Ricordiamo anche lo speciale dedicato alla Savignanese in onda domani sera a partire dalle ore 21 qui su Telerimini, canale 86 del digitale terrestre. Esatto, che altro? per chi volesse vedere invece l'integrale sulla nostra pagina Facebook Calcio di Rigore, con le interviste a Franco De Falco e Ottavio Nicolini, è vero, tantissimi personaggi che ci hanno accompagnato in questo nostro speciale del settore giovanile della Savignanese con molto entusiasmo, che ringraziamo. Siamo in chiusura, andiamo a salutare i nostri ospiti. Partiamo dalla mia sinistra, dove salutiamo il nostro Renzo Baldisserri. Buonasera, ci vediamo lunedì. No, rimani anche qui per Sport Up. Tra 2 minuti inizia Sport Up, Rimini Calcio, quindi rimanete con noi perché ci siamo ancora io e lui. Salutiamo il presidente Giovane Cattolica Francesco Visino. Grazie, buonasera a tutti. Mister Gabriele Morganti, grazie. Buonasera, mister. grazie di tutto. Tra l'altro io sono di Serne, quindi lei ha affrontato anche la mia squadra di sicuro, Molisano, Doc. E infine andiamo a salutare Giacomo Alpini, grazie Giacomo. Grazie a voi, ciao a tutti. Mercoledì vincete, mi raccomando, voi due. Spero proprio. Facciamo le dita, perché veramente quando si vedono soprattutto i giovani è bello. Allora, noi ci vediamo tra poco con i Rimini Calcio e Sport Up. Grazie per essere stati con noi. Siamo a Campiano di Talamello, nel cuore della Valmarecchia, dove facciamo visita ad una delle più rinomate aziende di produzione della piadina romagnola. Grande qualità e tradizione sono alla base del lavoro di Giancarlo Fabbri, che ha iniziato le sue attività negli anni 60. Siccome noi da tanti anni, da 38 anni, lavoriamo nel campo dell'arte bianca, facciamo impastatrici, stand di pizza, tutto ciò che serve per lavorare la farina, e un bel giorno abbiamo deciso di fare un macchinario per fare la cottura della piadina. A questo punto il macchinario ha funzionato, abbiamo brevettato quasi in tutto il mondo, però per farlo vedere avremmo tutte le volte dovuto accendere il macchinario, diventava un problema. A questo punto ho preferito fare un laboratorio pilota per far vedere come andrebbe fatto un laboratorio, in più l'ho fatto lavorare. A questo punto quando il cliente viene automaticamente le macchine sono sempre accese e in poco tempo riesco a fargli vedere il funzionamento di tutto il sistema. Ci siamo spostati, qui che cosa succede? Qui è la zona impasto, questa è la zona impasto, qui abbiamo di sotto abbiamo i silos delle farine, il tutto viene su tramite delle tubazioni, viene in questa bilancia qui fa il peso che noi desideriamo, poi la farina viene vuotata in questa impastatrice insieme allo strutto, insieme all'olio, secondo il tipo di piatti che facciamo, sale, lievito, tutto ciò che necessita. Una volta fatto l'impasto viene vuotata automaticamente in quella tramoggia è sopra una spezzatrice, quindi la spezzatrice sotto fa i pezzi col peso che noi vogliamo noi, perché ci sono vari tipi di piadina e vari tipi di misure, poi viene arrotondata, in queste cassette vengono sistemate le palline, poi vengono coperte con dei teli di nylon, una volta coperte vengono messe in quelle rastrelliere, le rastrelliere vengono portate dentro una cella a temperatura di 6-7 gradi a seconda della temperatura esterna e stanno lì 24 ore fino all'indomani. Dopo 24 ore le andiamo a tirare e cuocere. Questo è ciò che si fa qui dentro. Qui siamo nella zona di cottura, tiratura e cottura. Abbiamo una macchina che tira i dischi di piada a secondo il diametro che noi desideriamo. Praticamente ci sono le palline che vengono da di là, vengono infarinate, messe su un nastro di trascinamento, poi passa sotto dei rulli in un verso e poi sotto i rulli dalla parte opposta, affinché prima viene un ovale e poi viene tonda. Una volta che è venuta tonda continua il suo percorso fino dentro al macchinario di cottura, che è un nastro. All'inizio c'è un primo nastro
che si riempie con 4-5 a seconda di diametro delle piade, poi si gira sulla prima piana, la prima piana è a temperatura bassa, la seconda un po' più alta, la terza e la quarta è quella che finisce la cottura. Il tutto ci mette circa 40 secondi dalla prima all'ultima piana, il percorso è quello lì. Una volta cotta, finita la cottura, si viene scaricata su un altro nastro, questo nastro entra dentro un'anaconda che non è altro che un nastro d'acciaio di 140 metri e questa anaconda è sistemata dentro una cella frigorifera. Questa piada gira dentro questa cella circa 14-15 minuti che gli permette da 80 gradi arrivare a 8-10 gradi che sarà la temperatura giusta per l'imbustamento. Ultima zona è il confezionamento. Sì, questa è la zona di confezionamento e di imbustaggio delle piedine. Le piedine vengono giù da uno scivolo, che è lo scivolo che praticamente è il fine dell'anaconda, scendono su un tavolo, le ragazze le imbustano in 5, in 3 o in 10 per busta, secondo la necessità del cliente, vengono messi in una macchina sottovuoto in atmosfera protettiva, dopodiché vengono messe dentro le scatole, chiuse le scatole e riposte in stoccaggio, pronte per la distribuzione.